È finito in acqua mentre il motore della barca era ancora acceso. Grave incidente in mare mentre era in vacanza in Croazia per Tito Sala, veneziano primario di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Pieve di Sacco, nella bassa padovana. Il medico è rimasto ferito gravemente ad una gamba. Le eliche del catamarano su cui stava viaggiando al largo di Spalato insieme alla moglie hanno tranciato l'arto del medico. Il dottor Sala è stato subito preso in cura dal pronto soccorso locale, è stato trasferito d'urgenza in un ospedale croato dove i medici sono riusciti nel difficile intervento di riattaccargli la gamba. Al momento le sue condizioni sarebbero stabili e il primario non sarebbe in pericolo di vita. La moglie ha dato notizie dell'incidente avvenuto domenica mattina attraverso Facebook, ha descritto i momenti drammatici e la lucidità del marito, che ha dato subito indicazioni di stringere il più possibile la gamba. Il dottor Sala, molto noto nell'ambiente medico, è stato professore all'Università di Padova in semeiotica foniatrica dal 1984 al 1993. Oltre 30.000 gli interventi eseguiti nella sua carriera. È stato tra i primi in Italia a impiantare l'orecchio bionico in 2 pazienti.